Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Prosegue un tempo molto instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 6 novembre. Sul Veneto il tempo risulterà molto perturbato a causa di una perturbazione atlantica. Ecco dunque che sulla nostra regione avremo piogge e temporali frequenti, possibili un po' su tutte le province, alternati a qualche schiarita. Più asciutto in genere il Veronese e il Rodigino. Temperature minime tra 11 e 15 gradi. Valori massimi compresi invece tra 14 e 20 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, anche la nostra regione sarà infatti alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche a carattere sparso, alternate a pause più asciutte e anche soleggiate. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 16 e i 19 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge frequenti un po' su tutto il territorio, anche di moderata intensità, specie durante le ore notturne. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 16 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.